Squilla il telefono. Dall'attesa della risposta, e soprattutto dalla risposta del centralinista, si presenta in modo gradevole o meno un'azienda. Da lì parte il primo segnale che la dipinge, anche se l'abito non fa il monaco, ma comunque fa, e come. La modernità di una città europea è data al visitatore dall'ordine, dal come e dal quanto nei trasporti, dall'efficienza nei trasporti, da come ci si può muovere con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. È un biglietto da visita, sicuramente. ATM è presente con salde radici nel passato. Osserviamo una fotografia di altri tempi, che però è ancora nel ricordo di molti milanesi e per loro assume un valore particolare, quello di questa città laboriosa, la più europea delle città italiane. Il tram 3, sferragliando, attraversa Piazza Duomo e si ferma proprio davanti alla galleria. Accanto, quasi a far da spalla, il 24, che sembra in attesa di una Milano già allora brulicante. Lo scenario di riferimento ha ormai subito una profonda evoluzione. Quando ATM iniziò i propri servizi, la Milano Centricità era fondata su rapporti e contatti a maglia larga. L'evoluzione e la necessità dei nuovi contatti hanno determinato un fenomeno a tutti ben noto, il pendolarismo verso e dalle città. Non è semplice governare il traffico e la mobilità in Milano, capoluogo di una regione molto complessa. Rispondere alla domanda di mobilità rappresenta la sfida continua che ATM affronta ogni giorno, con oltre 3.200 mezzi, su 1.400 km di rete grazie a 8.500 dipendenti per trasportare in un anno 600 milioni di passeggeri, quasi come l'80% degli abitanti d'Europa, ossia circa 2 milioni di persone al giorno. Su una rete molto intessuta nella città e nel suo Interland, e con tutti i mezzi possibili: tram, metropolitana, filobus e autobus. Al centro della scena c'è lo scarafaggio di latta, l'automobile, e con essa occorre fare i conti, non tanto per criminalizzarla, ma per far capire che comunque il traffico continuerà a crescere e la mobilità sarà sempre più in difficoltà se si continuerà nell'uso non ragionato del mezzo privato, che si persevera a ritenere meno vincolante e più libero. Il flusso deve continuare, non può mai essere interrotto, pena il grande ingorgo. Per questo stiamo lavorando con voi. Persone che lavorano in una squadra che scende in campo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Noi lavoriamo con voi. ATM infatti si è impegnata con un contratto, la Carta della Mobilità, che regola i rapporti tra le aziende che offrono servizi di pubblica utilità e tutti coloro che ne fruiscono. Lavorare in ATM significa contribuire al benessere della città e dei suoi abitanti. I mezzi pubblici sono la risposta principale al traffico e all'inquinamento. La soddisfazione di garantire il diritto al trasporto di giorno e di notte, in centro come in periferia. I mezzi pubblici si muovono per tutti, anche per uno solo. Essere sempre in contatto con i nostri clienti e soddisfarne i bisogni. Partecipare a un progetto di continua innovazione. La ricerca tecnologica ci ha portato a essere tra i primi in Europa. Guardare avanti. Negli ultimi anni sono stati assunti 1.000 giovani e l'azienda è sempre aperta per stage e incontri con gli studenti. Le persone che lavorano da noi con voi sono attente per farvi muovere al meglio nella città di Milano e nel suo Interland.
sfida di ATM quindi si identifica nella capacità di essere punto di riferimento di qualità e sicurezza nel sistema della mobilità integrata, attraverso un servizio armonizzato con l'ambiente e con il tessuto sociale del territorio. In altre parole, creare un sistema di mobilità delle persone ambientalmente sostenibile per rendere migliori i luoghi per vivere e lavorare. A Milano il trasporto pubblico è generato per il 65% con energia pulita, quella elettrica, e i bus sono a basse emissioni gassose. Gli autobus, i treni e i tram si ammodernano. Migliore comfort per salire e scendere dalle vetture, dotate di aria condizionata, con sedili comodi ed ergonomici. Sempre più corse per diluire l'affollamento in vettura. Segnalazioni e informazioni al cliente lungo i percorsi. Questi i nostri continui impegni. E controlli sofisticati sulle vetture, nelle stazioni, dentro e fuori. Per stare sempre vicini al cliente, che deve sentirsi sicuro sul mezzo e nello spazio attraversato. E sicuri devono essere i nostri collaboratori. ATM non può solo parlare dei propri mezzi di trasporto e della propria rete. ATM è inserita nella città. ATM fa parte di Milano. ATM è Milano e ne vive le attese e i problemi. ATM Mission Possible. Trasportarvi in maggioranza. Per contare di più. Per rendere più facile il vostro cammino. Con efficienza. Con sicurezza, usando e utilizzando tutto ciò che sappiamo far bene in Italia e nel mondo. ATM deve e vuole consolidare e sviluppare l'area e la quota di domanda di trasporto servita. ATM si pone l'obiettivo di garantire ai propri clienti il facile raggiungimento della rete e del servizio da ogni punto del territorio servito. Valorizzare le professionalità del proprio personale. Informare il cliente prima e durante il viaggio con un modello di esercizio regolare e puntuale. Favorire il rinnovo del parco veicoli, processo graduale e continuo realizzato nel pieno rispetto dell'ambiente e innalzando continuamente la qualità, punto di riferimento in continua ascesa. Tutto questo per catturare il cliente e rendere più facili i suoi spostamenti. Per attuare il miglioramento continuo del trasporto pubblico, ATM ha elaborato una serie di progetti e strategie. Ecco le linee metropolitane 2 verde e 3 gialla. Si sta realizzando il prolungamento della linea 2 sino a Piazza Abbiategrasso e quello della linea 3 da Zara a Piazzale Maciachini per un successivo sviluppo verso il quartiere Comasina. Ecco le metro-tranvie, linee tranviarie innovative con vetture di notevole capienza ed accattivante design, accessibili anche ai disabili, con una tecnologia che garantisce silenziosità, un maggior comfort dovuto alla climatizzazione, con annunci sonori e visivi delle fermate. Ecco l'Eurotram. Dall'aprile 2000 è in corsa la prima vettura. Si lavora anche su progetti particolarmente significativi. La biglietteria elettronica consentirà di viaggiare sull'intera rete di trasporto pubblico con un unico documento e anche di pagare i parcheggi e tutti gli altri servizi offerti da ATM. I servizi a chiamata con prenotazione telefonica. È partito il servizio Radiobus, il tuo autista personale. Soprattutto controllare e dirigere il flusso del traffico in tutte le zone della città per incrementare la velocità dei mezzi e migliorarne quindi la puntualità.
ciò che si prefigge il progetto di semaforizzazione intelligente. Raccontare tutto è difficile, come pure esporre una cronaca dettagliata dell'azione di ATM. Sarebbe come voler descrivere, passo dietro passo, un movimento. Qui si sono mostrati i punti di partenza e i punti di arrivo, ma per un'azienda di trasporto a ogni arrivo si deve ripartire. Andata, ritorno, andata, in un perenne via vai. Sempre in movimento e cercando di essere continuamente i migliori. È quello che ATM compie, lavorando in squadra per la collettività, per il cliente. Noi lavoriamo con voi, utilizzando al meglio le risorse, tanto che ormai è tradizione chiudere i bilanci in pareggio economico. La strada intrapresa è quella giusta. Grazie per averci scelto. Buon viaggio con ATM.